strada ci fatta, passagli sta fortuna, mezza gente distratti, io non ero nessuno. Quando la notte è scedata, per scala che l'uomo, miei figli scordata, ci appisa paura. Crociera con la stella, 10ª edizione, appunto questa meravigliosa crociera è arrivata a 10, quindi vuol dire che si è lavorato bene e abbiamo anche una stella a bordo quest'anno, a parte te che sei l'organizzatore, l'ideatore. Abbiamo Nino D'Angelo, abbiamo corteggiato per alcuni anni, un pezzo importante della canzone napoletana, della musica, uno che da 40 anni. Ma guarda, quello in realtà diciamo Nino D'Angelo è proprio l'emblema di quello che vogliamo dire noi con la nostra crociera. Un ragazzo semplice del popolo che diventa una star internazionale, e questo è l'esempio che vogliamo dare noi a tutti i giovani, a tutti i napoletani, che da zero si può partire ed avere un grande futuro. Nino praticamente era un cantante popolare, oggi è definito un cantante eccezionale perché scrive delle cose molto belle. Il professor De Crescenzo ha detto: guarda che le cose che scrive Nino D'Angelo non hanno nulla da invidiare ai grandi della letteratura napoletana italiana. Allora, poi naturalmente avremo il divertimento, l'ha dimostrato tutto Peppe Iodice, che è un cabarettista, è un personaggio veramente verace ma molto penetrante con la sua comicità. Quello è un fedentone. Peppe Iodice oggi ci ha dato una piccola dimostrazione di quello che riuscirà a realizzare a bordo, la dolcezza e la bravura e la classicità di Monica Sarnelli, il professor Gennaro De Crescenzo e tanti altri piccoli chicchi che si aggiungeranno poi nel corso dei mesi che ci separeranno ancora dalla partenza. Senza mai dimenticare naturalmente che ci sarà arte culinaria, divertimento, perché sulla crociera c'è di tutto e di più, quindi piscina, mare, poi toccheremo dei posti meravigliosi, partendo da Civitavecchia toccheremo buona parte della Spagna, della Francia. Palermo, Cagliari, Palma de Mallorca, Valenza, Marsiglia, Genova, e poi, come giustamente hai ricordato tu, avremo tutte le cose più belle della nostra città. Quindi musica, teatro, arte, cultura, enogastronomia e il sano divertimento napoletano. Signori, veramente abbiamo tutto, la stella ci sta proprio bene. Champions League quest'anno. Champions League quest'anno saremo i campioni della Champions League e il Napoli, se non ci riesce quest'anno, l'anno prossimo sicuramente ce la farà. Bella, senza voce a mano, sotto a sta notte bianca che non ha dormito e posta isso su. Bello come una regina che ha perduto la corona, e se mi sa guardo mare va qui d'oro, povero amore, sbandate su. Posasse la pioggia d'estate, in coppia marcia a pieno scartraio, ti sporca faccia e tu non puoi fare niente, perché su schiaffo che ha avuto. Bella che non tiene braccia, e a te mi sento a Finalmente con noi per questa 10ª edizione della Crociera della Musica Napoletana. È il patron, l'interprete, il poeta della canzone napoletana nel mondo, se posso permettermi di dirlo, ed è veramente un'emozione per me essere qui con lui. È una carriera infinita, però è la prima volta che canterà su una nave da crociera, è un'esperienza nuova, quindi. Un'esperienza nuovissima,
Non ho mai fatto una crociera nella mia vita, quindi sarà anche un battesimo di crociere. E sarà molto divertente e secondo me è un'idea bellissima questa di portare la canzone napoletana attraverso il mare. Tante canzoni sono state scritte per il mare dai nostri poeti, quindi secondo me è una cosa molto bella. Sono curioso. Portami con te e fa che songa paura e chi l'abbraccia che non vede chi le che non ti fa dormire a sera. Portami con te. Prima in conferenza ha detto le canzoni del mare sul mare, quindi tutte le canzoni napoletane quasi parlano del mare. Non ha una canzone preferita però, giustamente. Assolutamente no, perché farei torto a tante bellissime canzoni. Io dico solo che la canzone napoletana è un patrimonio di Napoli, della nostra città, e probabilmente secondo me si dovrebbe fare molto di più. Grazie agli amici di Napoli Live. Ciao Napoli Live, la televisione della canzone napoletana. Decima edizione della Crociera della Musica Napoletana, dal 24 settembre al 1 ottobre a bordo della MSC Splendida, Crociera della Musica Napoletana, decima edizione, la Crociera con la Stella. Che sta paura che viene sarà no momento sarà l'incertezza. MSC è il nostro partner, ha creduto in questo progetto per portare la cultura napoletana nel mondo. Contenti e orgogliosi di essere accanto alla Scoop Travel in questa iniziativa che va avanti da 10 anni, motivata dallo spirito imprenditoriale di Francesco Spinosa, che ha visto nel corso di questi 10 anni avvicendarsi a bordo delle nostre navi i maggiori artisti partenopei. Quest'anno la 10ª edizione, a testimonianza di un successo che continua a ripetersi negli anni, una 10ª edizione straordinaria. La nave sarà la MSC Splendida, in partenza il 24 settembre con ritorno il 1 ottobre, e un cast a bordo di attori e di professionisti della cultura napoletana e della storia napoletana straordinario. Perché si male vita, perché mi smuove vero e mi regala una ragione più, l'incertezza. Che stasera non ci faccia via vita come Ci ha accompagnato nelle prime edizioni, è stata una delle prime che ha creduto in questo progetto che man mano sta andando molto lontano. E Monica, che dire? Sempre bello portare avanti la canzone napoletana, tu sai che io porto avanti la canzone napoletana nel mondo ormai da qualche annetto. E ci sono delle novità che bollono in pentola, quindi se venite potrete ascoltare delle canzoni mie nuove, nuovi progetti. Sarà meraviglioso poi stare insieme a tanti artisti come Peppe Iodice, come Nino D'Angelo, che voi sapete io ho omaggiato da sempre, la mia canzone che stasera, la canzone scritta da Nino, che mi ha dato appunto il successo, mi ha fatto conoscere al grande pubblico, per cui vi aspettiamo, non mancate. Tanto sta, oh che bella che si ti ricordi, ma fai male assai. Un saluto agli amici di Napoli Live. Napoli Live, ma mi vedono in tanti su Napoli Live, grazie, ciao. Linda quando te nascondo, che stasera che io volessi solo a te. No, però devo dire che io contribuirò assolutamente
assolutamente ad abbassare il livello della cultura che ho sentito, perché su una nave da crociera io penso che poi tu la vendere questi biglietti per questa crociera, se li mettiamo troppa cultura lì, no, che non cioè le persone possono pensare, se mano non passa sarà un po' sguallariata, diciamo, come cosa, quindi io no, nel senso credo che si farà cultura, però smagni, no, pure, ci si diverte anche, perché è pericoloso, Lino, è tanto pericoloso, quando si va a fare una crociera, io penso che è l'ultima cosa che pensi alla cultura, quindi si sente che c'è stato tutto questo, uno del sicuro pensava, dice, ma c'è una fare cena da mare, o faccio una crociera, no, allora io proporrei un ponte della nave dell'ignoranza, credo, lo proporrei l'ignoranza napoletana. È paurosamente una crociera culturale in cui io farò in modo che lo sia meno possibile, insomma. Quindi le persone che vogliono venire a fare la crociera non pensino che siano giornate intere in cui dovranno anche studiare a casa per prepararsi, per essere poi pronti per le interrogazioni. Ci divertirei, cioè nel senso io vengo per divertirmi esclusivamente, io metto su fatto che dice Spinosa la crociera. Io dovevo fare una crociera, io quest'anno avevo voglia di fare una crociera, ho saputo che si fa questa crociera a fine settembre. C'è Nino D'Angelo che è il mio idolo assoluto da sempre, c'è Monica Sarnelli, ho detto che capite mi porto pure a mia suocera. Ci divertiamo? Ma stai scherzando? Ci divertiamo la mattina, si mangia, la cosa fondamentale sulla crociera, uno deve arrivare che è tipo 80 kg, se ne ha dato una quintale e mezzo, quella è la cosa, perché i soldi che si pagano uno li deve comunque ammortizzare con quello che si mangia, questo è fondamentale, quindi voi che state ascoltando non vi fate calcoli, venite a fare questa crociera, vi divertirete moltissimo e ogni tanto ci sarà anche un po' di cultura, però così, ogni tanto. Ragazzi di Napoli Live, tenete sempre la stessa capo. Ciao. No, non ho uscito cuore, riestanato poco. Il meglio della cultura è anche il meglio della napoletanità in crociera e quest'anno c'è una novità. Gli abiti bellissimi che vedete che indossiamo io e le mie colleghe sono di Elena P. di Ciro Prato e quest'anno stiamo preparando delle sorprese per questa 10ª edizione della crociera della musica napoletana. Quest'anno vi aspettiamo tutti, facciamo degli step di sfilate, organizzazioni di moda, eccetera, eccetera. Poi ci sono varie sorprese che non vogliamo ancora svelare. Due parole, che sanno parlare in, siete persi da ragione, due parole. 10 anni di crociere sul mare con la canzone napoletana, quindi è qualcosa di straordinario, di importante, e questa è la formula che in qualche modo vincente. Quindi la città nella città e la città nel mondo, quindi Napoli mondo, città che va nel mondo. Sono in compagnia del maestro pasticcere Ferrieri, il proprietario di Cuor di Sfogliatella, che sta portando delle innovazioni in questo dolce storico. Riguardando la sfogliatella, noi abbiamo un po' svecchiato questo dolce, che era un dolce di tradizione, che ormai la tradizione stava un po' morendo, però con questa innovazione fortunatamente si è riavvivato questo dolce. Abbiamo cambiato pure la forma, molte sfogliatelle sono a forma di Vesuvio con un cuore di cioccolato internamente. Facciamo 18 varietà dolce e 13 rustiche, cioè salate, e tra queste 13 salate abbiamo avuto il piacere che 4 sfogliatelle sono state ideate e firmate da 4 chef stellati. 10ª edizione della crociera della musica napoletana, dal 24 settembre al 1 ottobre a bordo della MSC Splendida, crociera della musica napoletana, 10ª edizione, la crociera con la stella. Amore non è pigliarsi tutte cose, amore non è scassare un sentimento. È veramente una cosa stimabile, ammirevole, straordinaria vedere che un privato da 10 anni porta avanti un'iniziativa così bella.
Sono in compagnia del dottor Massa, il proprietario del pastificio Massa, che è uno degli sponsor che ci sostiene in questa iniziativa e crede in questa iniziativa. Siamo molto contenti di promuovere o comunque dare una mano alla divulgazione della cultura e della musica napoletana nel mondo attraverso questa iniziativa veramente molto importante. Il pastificio Massa di Gragnano, tra le eccellenze con le eccellenze. L'amore è da, 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 l'amore è da. Allora, come vedete, questo è un omaggio che con grande piacere accetto dalla dottoressa De Falco, che naturalmente è la proprietaria della farmacia Cilea. Ecco, parla della farmacia Cilea, che naturalmente non è soltanto una farmacia, proprio perché anche un centro estetico medico, quindi con apparecchi estetici medici, radiofrequenza e tanto altro, massaggi medici particolari estetici, quindi vi aspetto, che dire, per un mondo di coccole e per rendervi sempre più belli. 10ª edizione della Crociera della Musica Napoletana, dal 24 settembre al 1 ottobre a bordo della MSC Splendida, Crociera della Musica Napoletana, 10ª edizione, la Crociera con la Stella, la Crociera con Nino D'Angelo. In qualsiasi punto, caffè del professore andiate, il vostro palato sarà premiato.